Nel mese di giugno ci sono state 11 notti tropicali. La notte tropicale è quando la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi. Quindi nel mese di giugno 11. Negli anni 90 le notti tropicali erano una ogni 2 anni. Nell'ultimo decennio le notti tropicali sono state 6 nel corso dell'anno. Notti tropicali che potrebbero tornare già dalla prossima settimana con la nuova ondata di calore prevista sulla nostra regione. Sulla costa il dato è ancora più estremo, con punti di 23 notti a Chioggia e 20 a Venezia. L'assessore regionale Elisa Venturini ha partecipato nelle scorse ore all'incontro con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, portando le difficoltà che il Veneto sta vivendo. Una sofferenza che coinvolge cittadini in primis, aziende agricole e attività del territorio. Nei fiumi la carenza di acqua è evidente. Nel Piave, nel Brenta, nel Po, nell'Adige. In modo particolare poi c'è il problema nell'Adige e nel Po nella risalita del cuneo salino, quindi l'acqua del mare che arriva all'interno nell'entroterra, in questo caso rende difficile anche il prelievo per l'irrigazione, ma anche mette anche in difficoltà i centri di potabilizzazione dell'acqua. Quindi a fronte di questo è evidente che le regioni che stanno a monte, in modo particolare per quanto riguarda il Po, sto pensando alla Lombardia, quindi al Piemonte, devono ridurre i prelievi di acqua per permettere a noi del Veneto di averne disponibilità. E su questo abbiamo chiesto l'intervento dello Stato, perché l'accordo tra regioni non è semplice se dall'alto comunque non c'è una regia e un'imposizione anche, mi viene da dire, da parte dello Stato che ci permetta in qualche maniera di avere maggiore risorsa. Il commissario avrebbe già intimato a Piemonte e Lombardia di rilasciare più acqua. Il monitoraggio in Veneto è costante, continua Venturini. La situazione è delicata e le risposte da dare non possono essere ulteriormente rinviate, visto il susseguirsi di estati sempre più torride e siccitose. Poi c'è tutta quell'attività che deve essere svolta in termini infrastrutturali. È stato presentato un piano da parte della Regione del Veneto, questo al commissario della siccità era ancora Nicola Dell'Acqua, oggi è l'ingegner Ciciliano che è capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, questo piano che contempla bacini di accumulo piuttosto che dighe e sbarramenti che sono finalizzate proprio alla gestione della risorsa idrica. Abbiamo chiesto risorse economiche per poterli realizzare perché naturalmente sono necessarie risorse cospicue per poter intervenire e partiamo da un presupposto che dobbiamo entrare nella logica che la risorsa idrica, cioè l'acqua, deve essere gestita con responsabilità da parte di tutti, dalle istituzioni al cittadino. Il presidente del Veneto Alberto Stefani, dopo aver dichiarato la scorsa settimana lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica in corso, dovrebbe andare a Roma a breve per ottenere fondi per bacini di contenimento da realizzare nella zona del Polesine.